Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 0422 16 26 798. Buon venerdì oggi e in questo venerdì dove il tempo comunque tiene, non è un freddo come ci stanno dicendo, di che cosa ci occupiamo? Ci chiediamo qual è la situazione insomma delle aziende, la situazione dei lavoratori nel Veneto, in particolar modo anche nel bellunese. Allora, c'è crisi, come vanno le aziende? Perché ci raccontano che dopo un lungo periodo difficile, iniziato nel 2007-2008, pare che ci sia un po' di ripresa, però poi leggiamo i titoloni e quella fabbrica chiude, la nota marca viene ceduta, c'è un po' di difficoltà, forse colpa nostra, di noi comunicatori, non lo so. E allora commentiamo il tutto con l'assessore alla specificità della provincia di Belluno, della regione del Veneto, Giampaolo Bottaccin. Benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito. Però lei ha anche tante belle deleghe, anche altre, giusto? Belle non moltissimo, però ne ho tante altre. Però insomma ne ho tante altre. Il piacere di avere in studio con noi Maurizio Castro, direttore del MASEQ e commissario straordinario ACC. Buongiorno. Lei è un acronimo perché è tutto ben concentrato, no? In queste cose, e allora grazie per essere con noi. Il piacere di avere in studio con noi Federico Callegari, direttore dell'ufficio studio CCA di Treviso e Belluno, anche lei non ci scherza. Buongiorno. Forse do una medaglia d'oro sugli acronimi, su tutto quello che è concentrato, a Rudy Roffarè, segretario generale aggiunto CISL Belluno Treviso. Buongiorno. E benvenuto. Allora parliamo quindi di quello che ci riguarda anche da vicino. Allora, voi che siete a casa, cosa ne pensate? Perché secondo voi insomma tante aziende hanno scricchiolato, non sono andate bene, alcune hanno chiuso e siete preoccupati per i vostri figli? Pensate che sarà difficile poi far trovare un posto di lavoro anche a chi vuole nella vita essere anche un semplice operaio, perché poi insomma le grandi aziende sono fatte poi dagli uomini, dalle segretarie, dagli operai e da tutti quanti. E allora, assessore, se non funziona il mercato, nel senso che comunque il mercato interno è poco recettivo, funziona molto bene l'export e questi sono dati importanti, però dall'altra parte la cosa che chiedono ovviamente gli industriali, chi ha un'azienda, una piccola, media industria, che cos'è? Toglieteci la burocrazia, perché per la burocrazia in Italia pesa sulle aziende per 33 miliardi, sono spese in scartoffie e il peso economico medio è di 7.900 euro per le piccole imprese, cioè se non venissero spesi in questa direzione si potrebbero creare 750.000 nuovi posti di lavoro e già questa è una cosa non di poco conto, però non le manco di rispetto, però c'è un telespettatore che ci chiama, sacro. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Una prima provocazione per l'assessore Bottaccin. Assessore Bottaccin, cosa ne dice delle centraline sul Brenta che gli abitanti non vogliono e la regione tentenna? Come mai questi tentennamenti? Se i cittadini che abitano lì dicono che è preoccupante questa centralina, non sarebbe il caso di cominciare a rivalutare tutto in base anche a chi ci abita attorno? Poi volevo dare una provocazione per tutti quanti. Sentivo ieri del treno Italo che è stato svenduto, stravenduto ad una cordata degli USA e mi sembra che si ciuccino anche 500 milioni di euro di debiti. Il Cordero di Montezemolo non sarebbe ora di cominciare a farti lavorare davvero come operaio? Come operaio, e dico come operaio. Grazie. Grazie. Allora, assessore, guardi, la nostra telespettatrice intanto è preoccupata per questa questione del Brenta e della centralina, giusto? No, e la ringrazio perché non è una provocazione, anzi mi fa un grossissimo favore, perché c'è una grandissima disinformazione, così mi consente di dare alcune spiegazioni ai telespettatori. Allora, intanto partiamo dal presupposto che tutte le fonti rinnovabili sono incentivate dall'Europa e anche dallo Stato, dal punto di vista economico e dal punto di vista burocratico. Addirittura la legge, così cito anche le leggi in modo che un telespettatore va a vedersele, quindi al di sopra del sospetto digita in internet. Legge 387 del 2003, articolo 12. Gli impianti da fonte rinnovabile sono assimilate a opere di utilità pubblica urgenti e indifferibili.
e hanno la procedura conseguente delle opere di utilità pubblica urgenti e indifferibili. Quindi non rimandabili. Cioè diciamo lo Stato così. gli dà soldi se la fanno, se un imprenditore la vuole fare, e sono urgenti, indifferibili, e quindi è difficilissimo dire di no, come fare un ospedale per capirci la procedura. Allora, la Regione è l'ente che autorizza, in realtà non autorizza la giunta, la parte politica, perché non passa in giunta questa cosa, è una cosa che viene fatta a livello tecnico, prima passa in commissione via, poi c'è l'autorizzazione a derivare l'acqua, cosa che io ho invertito, perché una volta prima c'era l'autorizzazione a derivare l'acqua, poi si passava in valutazione impatto ambientale, adesso è il contrario, passano tutte in via, prima invece a volte venivano escluse, perché ho cambiato le linee guida nel 2015, siamo i più restrittivi d'Italia, anche dei vicini Trentino Alto Adige, perché noi per esempio abbiamo introdotto una norma che dice che se il bacino a monte sotteso pari a 10 km quadrati presenta un altro impianto non si può fare. In Trentino Alto Adige è 6 km quadrati, in Friuli è 0, cioè non tengono conto dell'effetto cumulativo per esempio. Insomma, non voglio entrare troppo nei dettagli, però c'è una legge statale che dice è un'opera di utilità pubblica urgente e indifferibile, ho citato l'articolo, quindi ovviamente i dirigenti regionali nel momento in cui devono dire di no devono essere adeguatamente supportati e avere motivazioni tecniche importanti, perché se no parte un ricorso e gli chiedono pure i danni. Beh, e questa è la situazione. Prendo la seconda teleportata e pazienza anche voi che siete qui, perché la gente da casa vuole parlare. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Prego. Intanto volevo fare i complimenti al giovane ragazzo imprenditore Zanetti per quello che sta facendo per la Melegatti, e aiutiamo questi giovani imprenditori, anche agricoltori, che sono molto bravi e volenterosi, ma perché io ho visto certi ragazzi di 30 anni, 32 che ce la mettono tutta, ma aiutiamoli sulle tasse, altrimenti non possono andare avanti, ma questo volevo dire. Vi ringrazio. Grazie, basta che poi si rivolgano alla banca giusta, che poi insomma anche lì ci sono tanti problemi. Allora adesso stavamo dicendo che la burocrazia ammazza le aziende e non fa creare posti di lavoro, poi quando ci sono poi magari buone aziende succedono dei patriotacchi anche in famiglia, e allora? Lei. Sì, ci sono due aspetti fondamentali. Guardi, io sono una partita IVA, faccio il consulente aziendale, quindi ho rapporti con le aziende frequentemente. La pressione fiscale, io 3 anni fa avevo un cliente che mi ha detto io non ce la faccio più qua, voglio aprire in Croazia. Croazia 20% fisso, più se fai utili e non reinvesti un altro 13%, 33% fisso, con una burocrazia che non è assolutamente paragonabile a quella italiana. La Croazia è qua a 2 ore di strada. Io poi mi sono informato per conto suo, quindi ho approfondito la cosa, c'è da rimanere sterefatti, ma noi a volte ci diamo delle regole da soli che poi creano il problema anche a noi. Faccio un esempio: se io devo tagliare un albero dentro nell'alveo di un fiume, devo fare la VINCA, la valutazione di incidenza ambientale, anche io, ente pubblico, genio civile, e devo avere l'autorizzazione paesaggistica da un ente terzo. Per tagliare un albero dentro nell'alveo di un fiume devo fare metri cubi di carta per dimostrare che quell'albero lì non ci dovrebbe stare, e poi mi dicono che la posso tagliare solo in determinati periodi, quando non nidifica il determinato uccellino, eccetera eccetera. Se lo faccio è penale. Lo sa bene la protezione civile di Belluno e anche quella, del Friuli, ho visto, fra l'altro norme penali, quindi rischiano anni di galera per aver ripulito il tagliamento loro, il Piave e i volontari della protezione civile dell'ANA Belluno. Questa è la situazione. Io ho provato a fare una legge regionale per introdurre la deroga, per esempio, su questo aspetto. Mi è stata impugnata dal governo e la Corte Costituzionale ha detto no, non lo puoi fare perché c'è competenza dello Stato. Allora io credo che norme di buon senso siano necessarie. Come quella sugli impianti a fune, che adesso sta creando un sacco e creerà sempre più problemi nel bellunese, vanno modificate. In Trentino Alto Adige, sulla prevenzione incendi... Per modificare queste norme, magari usare un po' di buon senso, ci vorranno altri tempistiche. In Trentino Alto Adige la prevenzione incendi, che a Belluno crea tutta una serie di problemi che a Trento non ci sono, e le norme sugli impianti a fune, tanto per citarne un paio, poi non vorrei monopolizzare, sentiamo anche gli altri, ma
creano un sacco di problemi in Veneto, perché siamo regione a statuto ordinario, decide lo Stato, certo, e in Trentino invece perché sono anche province autonome e quindi la fanno da padrona, è chiaro. Però bisogna intervenire, se non si può intervenire a livello locale perché non siamo autonomi, bisogna farlo a livello centrale. E allora, Maurizio Castro, mi fa piacere partire poi dai nostri telespettatori, perché chiaramente c'è chi ha parlato di Italo, ieri questo passaggio a Stelle e Strisce, la signora ha citato Zanetti, questo imprenditore, no, del caffè, che poi deciderà di dare questo soldo enorme per riprendere la produzione delle colombe. E tutto questo si sposa in un territorio che era la locomotiva del nord-est, che però funziona un po' ancora a macchia di leopardo, e pensiamo al bellunese, no? Lei ne ha viste di crisi, non è un uomo che va in crisi, ma ne ha viste di crisi. Ma una delle caratteristiche della ripresa alla quale lei faceva cenno è proprio che è straordinariamente lenta, straordinariamente discontinua e straordinariamente selettiva. Una volta il paese cresceva o calava intorno alla media del suo stesso sistema. Oggi invece ha una estrema divaricazione, che chi fa molto bene e chi fa molto male. Pensi che oggi 1,5 è la crescita del PIL del 2017, è una crescita però strana, perché è molto più lenta la crescita dei consumi, 1,3, è molto più lenta la salita dell'occupazione, solo 1,1, ed è lentissimissima la salita dei salari, soltanto più 0,9. È ripresa, ma come dicono i colti, jobless, cioè senza lavoro, e wageless, cioè senza salario, che è un tema molto serio. Chi la tira? Un export che rispetto al pre-crisi 2008 è salito di oltre il 26%, quindi sono solo quel 20% di imprese virtuose, manifatturiere, che hanno forti competenze distintive di prodotto, che hanno una forte vocazione all'internazionalizzazione, stanno tirando stupendamente. C'è poi un 60% di imprese arrotolate intorno a una condizione di ambiguità, che possono sdrucciolare verso la crisi o possono risalire verso il successo, e un 20% di aziende conclamatamente in crisi. Questo effetto, per cui si passa, una volta ci diceva che l'Italia era una cipolla, pochi che andavano benissimo, pochi che andavano malissimo e tanto corpaccione medio. Oggi siamo diventati una clessidra, tanti che vanno molto bene, tanti che vanno molto male, e la condizione media non c'è più. Questo giustifica il fatto che noi tecnici leggiamo i numeri, diciamo evviva, c'è la ripresa, proviamo a dirlo in una pubblica assemblea, ci spernacchiano, perché poi ciascuno vive la tremenda condizione soggettiva propria del proprio familiare, del proprio amico in crisi. Belluno in qualche modo è fatto allo stesso modo, ci sono imprese che stanno procedendo a ritmi di straordinaria qualità e di intensità, ma ci sono anche tante condizioni straordinariamente affaticate. Ma perché non c'è capacità di manageriale, di adeguarsi, allora, l'apertura alla famosa industria 4.0, perché non ci si aggancia al mercato, si è incassato, incamerato tanto negli anni buoni, non si sono fatti investimenti. No, io glielo chiedo, perché lei ne ha seguite di aziende. Allora, lei si ricorda come incomincia l'Anna Karenina, no? Tutte le famiglie felici sono sostanzialmente felici allo stesso modo, ogni azienda in crisi è disgraziata a modo suo. Il caso della Melegati è un evidente caso di incapacità di governo di una buona azienda da parte di una famiglia indegna del ruolo proprietario che dovrebbe appartenerle. Poi ci sono invece altre situazioni, ma per esempio lei prima ricordava il mio ruolo di commissario straordinario di una grande storica azienda della Zanussi, è la CC, l'ex Zanussi Elettromeccanica. Questa azienda è stata sventrata per 10 anni da fondi speculativi che hanno realizzato una gestione assolutamente indecente dal punto di vista qualitativo, tant'è vero che un'azienda che quando la Electrolux la cedette sbagliando ai fondi deteneva il 30% del mercato mondiale del compressore, quando l'abbiamo ripresa per i capelli con la procedura straordinaria di amministrazione era ridotta al 4% del mercato europeo. L'abbiamo salvata, ripeto, per i capelli, tanto con uno sforzo corale. Quanti posti di lavoro? 455 posti di lavoro abbiamo salvato. Quindi vuol dire 2000 persone, perché poi penso al capofamiglia o la mamma che lavora in azienda, l'indotto complessivamente un paesotto, però è una bella storia, siamo riusciti a salvarla alla bellunese, cioè con uno sforzo corale delle istituzioni, dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali straordinario. Abbiamo anche inventato una cosa che ci stanno copiando, il Consiglio di sorveglianza socio-istituzionale, con la Regione Veneto,
molto brava nel governare le crisi, è un'unità di gestione delle crisi che è fra le migliori in Italia, la provincia, i comuni della Valbelluna, le organizzazioni sindacali, le rappresentanze sindacali, siamo riusciti a portarla in una mano cinese che comunque dopo 2 anni dal suo ingresso ha rispettato tutti i patti, sta difendendo l'occupazione, sono molto meno dinamici di quanto non avremmo sperato fossero, dobbiamo insieme accompagnarli come territorio, come comunità, come sapere corale di Belluno verso una gestione più dinamica, più europea, più innovativa. Però è un'azienda... sul cinesi, poi è insomma... una grande azienda pubblica, dico solo questa così sorridiamo insieme. Pensi che il gruppo Wanbao, che ha acquistato la Zanussi Elettromeccanica CC e che è il terzo produttore al mondo di compressori, in realtà è controllato al 100% dal comune di Guangzhou, per me che sono vecchietto, Canton. Quindi da questo punto di vista sarebbe come se Belluno possedesse, come dire, una grande azienda dell'occhialeria. È una battuta per dire, tutto sommato, secondo me, un ruolo di accompagnamento della mano pubblica è qualcosa che dai cinesi potremmo persino incominciare a copiare. Cioè ritornare indietro, la fare un po' di politica industriale, che ha bisogno della mano pubblica. Perché se in Italia non si fa programmazione dal 1964, figuriamoci come si vive. L'ultima programmazione in Italia è stata dal 64. Allora, io vado in pubblicità, mando una pubblicità alla bellunese, 0422 1626 798 dopo. Buongiorno, eccoci qui, siamo ritornati, 0422 1626 798. Allora c'è una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno Daniela, sono Mattia da Pontelongo. Buongiorno. Buongiorno, oggi sembri proprio un fiore estivo, un bel tulipano nero. Basta che non sono, come si dice da non petabrose, va bene comunque. Ecco qua, ci dica tutto. Allora, volevo parlare col signore vestito in doppio petto con gli occhiali. Allora Mattia, guardi, ce ne sono 4 signori distinti col doppio petto e con gli occhiali. Quello in blu che ha parlato per ultimo. Guardi, con un cognome così, il Castro, dovremmo ricordarcelo eccolo bene. Qua, eccolo qua, lo vedo. Allora, innanzitutto andiamo piano a parlare di ripresa. Punto primo, se parli con la gente in giro, lavoro ce n'è poco o ne hanno perso. Punto secondo, in borsa, se vanno sulle azioni e le vendo, io ho esportato, quando ho venduto azioni a qualcuno estero, ha comprato qualcosa qua in Italia, che si traduca in un movimento di merce è molto fittizio. Quindi prima di parlare del 26% in più dell'export, bisogna vedere i dati alla mano, bisogna vedere non solo il fatturato ma anche la produzione, i pezzi prodotti, bisogna ragionare su tutto il settore economico, e questo è solo un piccolo esempio. Stanno facendo un'operazione, soprattutto in politica, di smaltimento dei rifiuti delle vecchie amministrazioni, cioè promesse non mantenute, una ripresa non mantenuta, banche che falliscono e adesso magicamente il PIL va su. Insomma, Va su un numero all'1 in 5, è fittizio, ma le condizioni sociali, la vita qui in Italia come in altri paesi sono sempre quelle. Allora guardi Mattia, io la ringrazio, porti pazienza, ma oggi siamo anche parecchi. Allora è chiaro il suo punto di vista, che mi sembra che Federico Callegari, direttore dell'ufficio studi CCA di Treviso Belluno, condivida in un certo senso, perché diceva l'export, sì, ma bisogna vedere che cos'è l'export, se è tutta fuffa, se è tutta movimentazione di borsa, azioni, eccetera. Qual è il dato reale allora? È comprensibile la domanda del telespettatore perché, come ha spiegato bene Maurizio Castro, questa è una crisi lunga, profonda, e anche se oggi oggettivamente abbiamo dei dati positivi che dopo proviamo a spacchettare,
però c'è una coda lunga anche nei vissuti che crea come una sorta di dissolvenza incrociata irrisolta. Quindi noi analisti vediamo i dati, però al tempo stesso restano le singole crisi aziendali, i vissuti, però il mio mestiere è leggere i dati e porgere i dati. È come quando si dice avete mangiato un pollo e mezzo, sì, buonanotte al secchio, c'è chi ne ha mangiati tre, chi ne ha mangiato una coscetta, scusi Callegare, un po' così. No, possiamo torturare i dati per leggerli al meglio, nel senso che l'export sono flussi reali di merci e quindi il dato prima rappresentato è reale, è corretto, c'è stato anzi proprio un recupero molto forte già appena il ciclo economico ha svolto nel 2015. È la domanda interna che... Oggi la domanda interna certamente stenta, per non parlare soltanto di occhialeria, i macchinari, che è la seconda voce export del bellunese, la più importante in Veneto, sta andando bene. Lì, anche per rispondere a 4.0, lì c'è tanta tecnologia, c'è anche per Belluno l'aggancio al ciclo degli investimenti positivi di cui si è parlato anche in questi giorni a livello nazionale. Quindi quella filiera delle tecnologie del Made in Italy c'è, è presente anche a Belluno. Poi Belluno è un'economia, se volete, anche molto composita, perché dei 66.000 addetti, 36% è manifatturiero. Al suo interno abbiamo un'occhialeria che ha recuperato le posizioni occupazionali pre-crisi. Chi sì e chi no con le crisi aziendali. Però il dato aggregato sì, perché siamo a più 600, dato Veneto Lavoro consultabile pubblicamente. Già la meccanica, che è il settore più reattivo, è ancora sotto di meno 1000. Se andiamo a vedere le costruzioni, lì la curva è all'infinito, a tendere in giù siamo ancora a meno 2200. Ma l'altra anima dell'economia bellunese è il turismo. Non abbiamo ancora i dati dei flussi, però le anticipazioni sulle spese dei viaggiatori stranieri a Belluno per i primi 10 mesi danno un importo già superiore al 2016. E la terza anima, che poi tocca i vissuti, è quella componente molto più all'ombra, però molto incardinata dai territori, che è l'economia di vicinato. L'economia di vicinato è quella fatta da commercio, servizi, che regge anche i destini delle comunità, che è interessata dallo spopolamento. E quindi noi abbiamo fatto una ricerca insieme come osservatorio della Camera di Commercio con la provincia di Belluno, e torno anche alla telefonata dell'altra, mi pare Giusi, no? Sì. Ha ragione a dire giovani imprenditori, perché girando per il territorio, dentro queste comunità che parrebbero abbandonate a questo destino di depopolamento, in realtà c'è molto da fare. Il vecchio dell'azienda si ritira, lascia le redini al figlio o a un buon manager, perché certamente, aggiungo, talvolta le idee migliori vengono anche dai giovani non proprio autoctoni, quindi più c'è una comunità aperta. Che con i cinesi è ben felice, quindi insomma. Abbiamo trovato delle realtà strepitose di ingegno imprenditoriale, buone, ma che vengono da giovani imprenditori. Anche non oriundi, non autoctoni, va bene comunque, l'importante è che l'azienda poi certo, che riparte. Allora, prima la telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno Giuseppe, proprio da Belluno. Ah, buongiorno, com'è il tempo? Il tempo è nuvoloso come la situazione politica attuale e anche economica. Allora, quando si parla di commercio, il rappresentante che ha appena parlato non capisco, mi può dire, siccome ho appena aperto, sono appena collegato al canale, volevo capire se era un'associazione. Lei chi è? Se si sta riferendo a me, lei chi è? Io faccio di mestiere l'analista, dirigo l'ufficio studi della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, sono qui, mi chiede pure. Allora la Camera di Commercio di Treviso e Belluno dovrebbe rendersi conto che il commercio sta diventando tabula rasa, quindi deserto totale. E vorrei fare un collegamento tra questo e la produzione, perché il ministro Castro parla di produzione e si parla di commercio. Allora, quando si produce un bene, ma a venderlo c'è solo una grande catena, una multinazionale, tu quel bene lì lo devi produrre a gratis.
e noi come popolo italiano che siamo abituati a guadagnare, almeno gli operai per ora da noi, ma credo che durerà molto poco, sono abituati a guadagnare 1.200-1.500 euro al mese, dovremmo arrivare a lavorare a 700-800 euro al mese come i paesi dell'est o come la Cina, perché c'è una bella frase scritta in un libretto del 1904 che dice: noi tramite la speculazione, quindi le banche, e il commercio porteremo tutto l'oro del mondo nelle nostre casseforti, ed è esattamente quello che si sta realizzando. Quindi quando a Belluno, come può essere Treviso, come può essere qualsiasi zona, si permette di aprire un centro commerciale, una grande catena, una grande distribuzione o grande ristorazione, facendo i titoloni assumeranno 50 persone, 100 persone, 20 persone, e poi ci si accorge che se era una catena della ristorazione farà chiudere almeno una decina di ristoranti, bar, pizzerie, che a loro volta lei dice... Posso? Allora Giuseppe, io intanto la ringrazio, e bisogna essere un po' ottimisti, dai, non è sempre nuvoloso. No, ma tanto per dire, i dati negativi ci sono, sul commercio parlavo dell'export come commercio mondiale, ma commercio del taglio è effettivamente un indicatore Belluno. Anche abbiamo perso 1000 imprese a Belluno dall'inizio crisi, si è stabilizzato il processo. Proprio uno dei settori dove ancora c'è il segno negativo in modo forte è il commercio del taglio. Certo. Peraltro non solo a livello di sedi, meno 28 nel 2017, ma anche a livello di unità locali. Quindi è una crisi generalizzata, unità locali vuol dire anche la sede del supermercato che dipende dalla grande catena. Ma torno a ripetermi, abbiamo fatto un lavoro quest'estate in partnership con la provincia di Belluno proprio per consegnare una strumentazione a sostegno dell'economia di vicinato, che vuol dire anche del commercio di prossimità, che ha un valore non solo economico, ma lo abbiamo ben compreso, anche sociale. Attraverso cosa? Polifunzionalità, accesso dei giovani imprenditori a condizioni agevolate. Anche la sicurezza, perché poi dove c'è una botteghetta aperta, un medio supermercato, comunque uno vive un po' più in sicurezza, no? Questa è una cosa anche importante. Anche servizi per una popolazione che in una comunità è fatta di anziani. E allora, noi torniamo dopo la pubblicità con Rudy Roffarè, perché poi il signor Giuseppe Di Belluno citava anche la questione, insomma, dei lavoratori, del salario, dello stipendio. Allora, noi andiamo in pubblicità, 0422 1626 798, dopo. Anche il problema chiaramente delle grandi multinazionali che ci vogliono mettere il braccialetto se non l'anello al naso, e il problema degli stipendi, del salario, insomma, che è nettamente insufficiente. Ma c'è anche un problema, avevamo detto, della burocrazia, ma perché in Italia, ad esempio, penso, no, nel bellunese decido io di imprenditore di aprire uno stabilimento e i tempi delle volte sono superiori ai 4 anni, perché ci sono tutte le regolamentazioni, e questo è un dato reale. Noi siamo su questo fattore di apertura, quindi nella realizzazione di una struttura industriale, al 136esimo posto su 138 posti. Peggio di noi il Brasile, al 138esimo posto il Venezuela. Ora mi dica, se io voglio venire a investire nel bellunese piuttosto che nel padovano, che nel veronese, nel vicentino, nel trevigiano, cosa posso fare? Perché voi siete il sindacato, però coraggio anche l'imprenditore, perché dovete sempre ricordarvi che, insomma... Assolutamente sì, io intanto gli interventi sono tutti pertinenti e molto preparati, sennò... perché la prima telefonata diceva, ringraziava l'imprenditore che fa l'investimento sulla Melegati. Allora, per quanto riguarda il contesto del territorio che io conosco, ma vale anche per Treviso oltre che per Belluno, noi abbiamo tantissimi giovani in realtà che si stanno dando da fare, molto dinamici, che stanno investendo in aziende anche innovative, per cui non c'è solo, come dire, la continuazione di alcune aziende. Sappiamo che uno dei problemi è anche, come dire, no, il cambio generazionale, ma abbiamo tanti giovani, io lo vedo ogni giorno, aziende che stanno crescendo, che stanno innovando e che sono orientate al futuro. Questo me lo lasci dire, perché effettivamente poi scontrarsi con la burocrazia, questo vuol dire essere ancora più forti nel momento in cui le difficoltà ci sono. C'è un'altra cosa che io ci tengo sempre a dire, guardi, qualche tempo fa una grande azienda che noi abbiamo
abbiamo nel settore, che ha chiuso diversi stabilimenti in giro per l'Italia, ma comunque ha creduto nel territorio, alla mia domanda perché rimanere a Belluno mi ha risposto: beh, Roffarè, cosa vuole? Qui a Belluno avete una grande cultura del lavoro, alta produttività, un contesto sociale con bassi conflitti sociali e un ambiente che tiene. Quindi questo per dire che cosa? Che le opportunità di investimento, per la quale io penso non dobbiamo avere paura, ci sono nel nostro territorio, e se è vero che stiamo vivendo come dire, delle code rispetto a delle crisi aziendali, abbiamo comunque un mercato del lavoro nel nostro territorio molto ma molto dinamico. L'ultima telefonata ha posto comunque una questione vera, perché i temi sono molto complessi, quindi questo dipende dai settori che discutiamo. Il commercio, soprattutto il commercio al dettaglio, sta mettendo in difficoltà, perché chiaramente se facciamo nomi e cognomi, probabilmente si riferiva ad Amazon, che non ha solo un problema di vendita, e questa può essere un'opportunità per il cittadino, diciamo, medio, che acquista a meno, diciamo, ma c'è è vero che acquista meno, perché poi le statistiche dicono che non è vero un tubo. Ma infatti, ma anche ricordiamo che le grandi multinazionali della distribuzione sembrano economici ma non lo sono. E poi bisogna aprire una parentesi anche sulla qualità, perché poi è chiaro che noi non possiamo competere con questo, dobbiamo competere su prodotti, come dire, di alta qualità, come io sto vedendo le aziende che oggi stanno vivendo. Però dicevo una cosa molto importante: è chiaro che se leghiamo questo alle produzioni in generale, qui una riflessione lo dobbiamo fare, ma adesso qui non c'è il tempo, è tutta la riflessione legata alle nuove tecnologie, all'industria 4.0, ma soprattutto al prodotto che noi vogliamo fare. Però nel caso dell'occhialeria, scusi, che differenza c'è fra una grande azienda e un'altra che va male? Con un occhiale è un occhiale, se è prodotto bene è prodotto bene. No, non è così semplice. Se l'ottica è un'ottica X... Allora, attenzione, qui è un po' più complessa. Innanzitutto, chiaramente abbiamo occhiali ed occhiali, ma abbiamo anche tutto, come dire, tutta l'organizzazione anche della post-produzione, della vendita. Noi, le nostre aziende, le occhialerie, sono forti anche su questo. Però a Belluno, io non voglio fare nomi e cognomi di marchi o di aziende. Diciamolo, perché tanto si legge sui giornali. Farei torto a qualcun altro, ma ci sono delle aziende che stanno lavorando su prodotti di nicchia che naturalmente costano, ma che sono occhiali fatti interamente nel nostro territorio. Ci sono occhiali in legno, ci sono occhiali in titanio, io stesso indosso degli occhiali che sono completamente fatti in provincia di Belluno. Il problema dei salari c'è, però, è un problema che il sindacato si sta interrogando da un po' di tempo, perché effettivamente se noi non riprendiamo in mano l'aspetto dei salari, ne va intanto del consumo interno nel nostro paese, perché salari bassi vuol dire meno consumi interni, ma noi su questo insistiamo, che non possiamo fare altro che andare a discutere con le aziende, come noi stiamo facendo, di produttività aziendale legati ai premi di risultato, attraverso anche le governance da parte delle nostre organizzazioni sindacali, delle RSU, con le aziende, perché lì c'è la possibilità di incrementare il salario dei dipendenti. Quindi insomma, diciamocela chiaramente, perché poi la gente è anche a casa, il sindacato insomma è cresciuto anche lui, è un po' meno, scusi il termine, una palla al piede anche per l'industriale, per l'azienda, cioè si lavora un po', si concerta un po'. Me lo lasci dire, nella percezione delle persone, della gente, no, oltre alla difficoltà e alla crisi che c'è, perché come dimostrano i dati, l'occupazione è in ripresa, ma è un'occupazione più precaria rispetto a prima, con salari più bassi, quindi ombre, no, c'è lo chiaro scuro rispetto a questo, ma d'altra parte le opportunità ci sono in questo senso. Anche il sindacato, che insieme alle associazioni imprenditori ha gestito le crisi di questi anni, è una forza nel territorio. In queste settimane noi stiamo discutendo, veniva menzionato prima, noi stiamo discutendo con la provincia, con la stessa Camera di Commercio, abbiamo fatto un incontro l'altro giorno con le associazioni imprenditoriali su dei progetti nel territorio a partire dalle politiche attive che sono innovative. L'assessore Donazzan ci ha invitato ad andare avanti sul territorio di Belluno, perché abbiamo fatto un accordo con le associazioni, con la provincia e con la stessa Regione Veneto, che è molto innovativo da questo punto di vista. Vi siete un po' modificati anche voi. 042216267798, allora cosa pensate? Perché insomma vi sembra che le aziende stiano un po' riprendendo, che insomma il mondo del lavoro stia funzionando oppure no? E allora, dottor Castro, con un cognome così, è bello però, le chiedono, è parente, amico, rivoluzionario, lei è il partito rivoluzionario. Senta,
Senta, i dati poi me li casserà, però insomma mediamente dice che il tempo perché affinché insomma la capacità produttiva ritorni a quella del 2007, per l'Italia del 2024, per il Veneto del 2023. No. E i consumi delle famiglie, dice il Veneto, ci arriveranno nel 2019, un po' quello che diceva anche il telespettatore di prima, no? Si produce ma c'è la richiesta, ci sono i soldi, è un contesto molto complicato. Bisogna completamente cambiare la strategia, nel senso che siccome i risultati che abbiamo appena raccontato prima e le previsioni che lei ha appena raccontato ora fanno riferimento alla media, e questa media per la prima volta nella storia italiana non è vicina a se stessa nei suoi diversi punti di distribuzione ma è slabbrata, è evidente che mentre una volta si operava lavorando sulla velocità della nave più lenta del convoglio, aiutandola a non staccarsi dal resto del convoglio, oggi invece bisogna capovolgere la strategia e puntare, in gergo si chiama strategia per campioni, sulle imprese che più velocemente, più impetuosamente, più autenticamente guidano il convoglio, danno al convoglio la velocità, frangono i flutti, aprono una scia nella quale le altre si possono infilare. Quindi non più finanziare i deboli, ma finanziare i forti perché aiutino anche i deboli a cessare di essere quando tali. abbiamo finanziato la Fiat, poi cosa ci siamo trovati adesso? Allora non era forte, era potente, sono due ragionamenti molto diversi. Perché aveva quello che poteva sembrare il cavallo buono, poi si vede alla fine della corsa. Ma il tema l'ha toccato anche lei con l'occhialeria, non c'è più il settore dell'occhialeria, ci sono alcune imprese dell'occhialeria che avendo avuto una strategia appropriata sono leader internazionali, altre invece che arrancano. Non dobbiamo disperdere risorse per supportare chi non è in grado di esserlo, ma dobbiamo consentire a chi è grande di diventarlo ancora di più, chi è pronto all'integrazione di integrarsi ancora più efficacemente, chi è già internazionale ad essere alla fine globale. Attenti però, questo è un tema che sollevava anche prima, che dobbiamo evitare differenziazione slabbrata nella nostra società. L'Italia non ha mai conosciuto, come abbiamo detto prima, picchi e flessi molto distanti fra di loro. Oggi da un lato abbiamo l'operaio della Luxottica che ha un sano salario, ha un eccellente welfare aziendale, ha una dimensione comunitaria positiva, e abbiamo quello che lavora nella logistica di Amazon nel distretto piacentino, che ha un salario sotto gli 800 euro, nessuna forma di welfare, nessuna forma di rappresentanza, tant'è vero che tornano conflitti di stile ottocentesco. Si chiama indice di Gini, no? Quello che misura la disuguaglianza. L'Italia non ha mai avuto disuguaglianza, oggi ha più disuguaglianza dei più aggressivi paesi anglosassoni. Quindi insieme aiutare i migliori, ma nello stesso tempo non dimenticare mai per strada non i peggiori che qualche volta meritano di essere puniti per il loro essere tali, ma coloro i quali sono vittime incolpevoli delle scelte dei peggiori. Facevamo prima l'esempio della Zanussi Elettromeccanica, che colpa ne avevano quei 455 lavoratori delle scelte scellerate di un management ossessivamente finanziarizzato? Il patrimonio della comunità era un'industria leader nel mondo. Sono saperi che non si disperdono, intorno a quei saperi bisogna investire. Senta, io le faccio una domanda perché so che poi lei deve andare via, no? Perché... Ha un convegno sulla crisi. Ecco, un convegno per rimane sul tema, la perdoniamo solo per questo. Abbiamo parlato un po' del bellunese, delle problematiche, insomma, luce ed ombra di un territorio insomma abbastanza comunque tosto, no? Si fate un'idea di queste grandi aziende che poi se le pigliano gli americani piuttosto che gli olandesi, una, perché non è pubblicità, ma insomma la Lemon Soda è stata ceduta, piuttosto che Bucellati, il problema poi con Borsalino che chiude anche lì un'azienda storica, rimaniamo sempre un po' così, no? Colpiti, ma come? Ma come? Era un'azienda italiana, un'azienda che funziona, cosa succede? Ci sono due problemi, il primo è una tentazione storica dell'imprenditoria italiana a preferire la dimensione modesta su quella cospicua, e se resti piccolo nell'arena globalizzata diventi mangiabile e vieni regolarmente mangiato. Pensiamo al settore della moda, dove l'Italia sostanzialmente sta perdendo tutto, l'unico che sta cercando di fare un'operazione di agglutinazione intorno a sé di un intero comparto, Renzo Rosso con la Diesel, con l'acquisizione della Armani o d'altro, è in difficoltà in questa strategia. Armani una volta non c'è più lui, corre il rischio di essere immediatamente mangiato. Allora cos'è che manca? La politica industriale. La Francia, la Germania, i grandi paesi dell'Ocse fanno delle nitide politiche industriali a tutela delle loro imprese nazionali, il cui interesse viene riconosciuto come strategico e come tale supportato.
Di questo bisogna prendere atto. Quali sono i settori strategici per il nostro Paese? Lo è l'arredo legno, lo è la meccanica, lo è l'elettrodomestico, altrimenti pensate all'elettrodomestico, legno, ma ce lo siamo mangiati, lo era la chimica, ma ce la siamo mangiata. Ci sono ancora delle forti possibilità di ripresa, la chimica ormai è definitivamente morta, però si vedono ancora delle possibilità di recupero che però vanno perseguite attraverso una condivisa politica industriale. Molto possono fare anche le regioni, in questa prospettiva sì che è interessante l'autonomia. Ma per lei quanto conta poi l'Europa che ci si mette di mezzo? Perché comunque poi non so, penso alle direttive Bolkestein o altre cose, cioè, poi ci incentrano con i laboratori. Da questo punto di vista è neutrale. Da questo punto di vista è neutrale. Il problema è che ci sono paesi che identificano il loro interesse nazionale e lo perseguono ed altri paesi come il nostro che regolarmente lo trascurano. Ma se io sono un bravo produttore di grasso di colonnata e devo avere questa spada di Damocle, sì, ma non possiamo non lo puoi fare, le normative igieniche. Adesso, come dire, a parte fabbrica d'oro e siamo lardo un'eccellenza di prodotti di ma nicchia. non possiamo vivere solo con la dimensione artigianale, perché ad esempio se non controlli la grande distribuzione è inutile che tu abbia migliaia e migliaia di meravigliosi artigiani dell'agroalimentare, li chiamo così, perché tanto i prodotti che saranno posti sugli scaffali saranno stati scelti dalla multinazionale che italiana non è. E noi non abbiamo più, abbiamo perso la Rinascente, non abbiamo più, scusi, i grandi alberghi furono inventati proprio da un aristocratico industriale veneto negli anni 20, la Ciga, un disegno strategico meraviglioso, manco quello siamo riusciti a tenere. Cioè voglio dire, ma quelle sono scelte che in qualche modo devono essere anche sostenute da scelte pubbliche e politiche. E allora le politiche e la programmazione, però noi siamo ottimisti perché lei aveva un convegno sulla crisi. Giusto? Tra l'altro sulla crisi, veda, e con questo vi chiedo scusa se devo lasciarvi, ad esempio la nuova legge, quella di qualche mese fa sulla riforma delle procedure fallimentari, finalmente introduce dei sistemi di allerta che coinvolgono tutto il sistema, le istituzioni, le associazioni di rappresentanza, le associazioni per fare in modo che le crisi possano essere prevenute, accompagnate, evitando il collasso finale. Allora mi viene in mente con questa bella cosa dell'allerta l'aereo, il pilota che guida e c'è l'allerta, ci stiamo schiantando al suolo, bisogna che anche il pilota poi senta questo lampeggiante. Sì, in Italia abbiamo avuto qualche pilota suicida. Ecco, che sentiamo l'allerta che ci siamo in prossimità del suolo. Allora io la saluto e la ringrazio, grazie a lei. Maurizio Castro, direttore Master QA e commissario straordinario ACC per essere stato con noi. E noi andiamo in pubblicità 0422 16 798. Buon lavoro. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 0422 16 798. Allora, secondo voi perché le aziende insomma sono un po' in crisi e soprattutto poveri operai che ci rimettono sempre un po' le penne? E allora, lacci, lacciuoli, burocrazia, difficoltà nell'aprire uno stabilimento, le grandi multinazionali, è andato via il dottor Castro che ci ha detto sì, però ci sono poi anche quelle che insomma aziende che detta così è brutto, ma vanno pompate, vanno spinte e forse dopo su quell'ottica lì si apre tutto il resto. Ma allora cosa manca? Cosa ci manca? Dice la politica. Caro politico, lei che oggi è qui. No, ma l'ho detto prima, ci sono norme burocratiche, io ho cercato di fare delle semplificazioni, mi sono state cassate a livello nazionale. Quando chiediamo l'autonomia non lo chiediamo solo per avere più soldi, lo chiediamo anche per poterci fare delle regole che siano veramente di semplificazione. Perché questo paese, l'Italia, poi ci hanno insegnato, siamo i padri del diritto, eccetera, pensiamo di normare tutto. Qualsiasi cosa, e così facendo ci complichiamo la vita ulteriormente, fino anche ad arrivare a situazioni assolutamente paradossali come un presidente di una Proloco chiamato in giudizio, mi dispiace per le vittime naturalmente, per omicidio colposo plurimo, dove sto povero disgraziato, presidente di un'associazione di volontariato, alla fine non aveva fatto assolutamente nulla, poi vedremo come andrà il processo, però questa è l'Italia, no? Allora, la parte politica cosa può fare? Noi chiediamo l'autonomia per avere questa possibilità, ma qualche dato, visto che io lo tratto da voi, insomma, dalla Camera di Commercio, questo è un grafico che evidenzia la crescita. Allora vediamo se riusciamo a metterlo a favore di telecamera, però la vedo dura. La crescita a confronto di Veneto, produzione industriale si parla lì, sì. Veneto rispetto Italia rispetto
a Europa a 19. E vediamo che il Veneto è superiore sia all'Italia di gran lunga che all'Europa. E questo secondo me è dovuto a due elementi. Il primo alla capacità imprenditoriale che c'è nel Veneto, questo è un dato oggettivo, lo sappiamo, e la capacità anche nelle situazioni di emergenza, no? L'inventiva, l'innovazione. Spesso si dice ma in Veneto si innova poco perché non esiste, le aziende sono medio-piccole, non hanno il capitolo come le grandi aziende dove c'è scritto innovazione e si mettono a posto, ma la fanno quotidianamente, cioè è una costante ricerca quella dell'innovazione nella piccola e media impresa veneta. Una costante ricerca dell'innovazione per sopravvivere ed emergere. Assolutamente, sì, più che nelle altre parti d'Italia, voglio dire, questa secondo me è una questione scaturito anche da problemi contingenti. Ma il problema c'è anche in altre parti d'Italia, però questa caratteristica secondo me del Veneto è importantissima. L'altro aspetto è, e noi abbiamo fatto delle analisi, abbiamo fatto fare delle analisi, noi abbiamo fatto una scelta come regione e teniamo la pressione fiscale del Veneto, le regioni possono metterla per legge nazionale da un minimo a un massimo. Noi siamo l'unica regione in Italia che l'ha tenuta al minimo assoluto. Questo vuol dire che incassiamo 1.159 milioni di euro, ripeto la cifra, 1.159 milioni di euro in meno all'anno rispetto a chi applica il massimo, come moltissime altre regioni, e però pensiamo che questo voglia dire lasciare dei soldi in tasca ai cittadini per aumentare il consumo interno e alle aziende per come dire, essere meno gravati dal peso della pressione fiscale che in Italia è altissimo, come dicevo prima. Ecco, però noi abbiamo inciso per poco. Io credo sia importante che questo Paese incida per molto di più sulla pressione fiscale. Guardate, negli ultimi anni si è sempre, siccome bisognava chiudere il bilancio dello Stato, si aumentava l'imposta, facendo finta che poi sarebbe aumentato il gettito. Non è così. Quando hanno messo la tassa sulle barche, chi aveva la barca l'ha portata in Croazia. Hanno messo la tassa sulle auto d'epoca, il bollo sulle auto d'epoca, ci sono bisarche di auto d'epoca che vanno verso la Romania, la Slovenia, eccetera. Non è il proprietario dell'auto d'epoca a cui sto pensando all'officina, al gommista, a tutto l'indotto che girava attorno a quello. Ecco, allora, continuare in questa strada aumentando progressivamente e continuamente le tasse vuol dire far chiudere sempre più aziende, quelle in difficoltà, che alcune, ha ragione Castro, voglio dire, se sono in difficoltà è anche un po' per colpa loro, ma moltissime altre no, quindi se non ce la fanno più, chiudono e quindi loro non pagano più le tasse ovviamente, perché l'imprenditore se ha fallito non paga più. I dipendenti non sono più dipendenti, sono disoccupati, quindi non solo non pagano le tasse, ma vanno a carico del pubblico, quindi ho il doppio danno. Ecco, allora io credo che questo meccanismo vada interrotto e sia necessario agire in senso contrario. Noi come Regione abbiamo cercato nella pochissima leva finanziaria fiscale che abbiamo di farlo, chiediamo più autonomia per poterlo fare di più. Per poter fare di più bisogna che riparta anche il consumo interno, no? Allora dice che i consumi delle famiglie, abbiamo detto prima, si stanno avvicinando ai consumi di pre-crisi, quindi l'anno prossimo tiriamo un sospiro di sollievo. No, allora, ci piace non so comprare di più pollo? Purtroppo no, il consumo è proprio ancora la dinamica più debole che abbiamo in Italia. Giusto un'inversione di tendenza proprio quando il ciclo economico è ripartito e quindi con le persone con un po' più di soldini in tasca, cosa ne ha beneficiato negli ultimi anni? Il ricambio dei beni durevoli, l'auto, è ripartito il mercato immobiliare, purtroppo non a Belluno. Ma cosa succede che a Belluno? Il mercato immobiliare è complesso perché c'è anche il mercato delle seconde case, ma con le prime sfitte per effetto dello spopolamento. Quindi, però a proposito di consumi, lei citava Amazon. In un contesto più a favore dell'imprenditoria, siamo d'accordo, bisogna anche dare coraggio nel affrontare modelli di consumo nuovo. Dopo la crisi è cambiato il modello di consumo e siamo ancora troppo legati al modello centro commerciale. In realtà, proprio girando sul territorio, sono da esplorare molte sentieri, il turismo esperienziale che si porta dietro la filiera agroalimentare della tipicità, però poi è partito per esempio il Vicentino, un'oggettiva difficoltà, un ragazzo, tornando al giovane imprenditore, un ragazzo, non facciamo il nome, voleva proprio essere promotore attraverso il suo punto vendita della filiera della tipicità, ma non solo
i vincoli normativi, ma anche una cultura imprenditoriale tale che garantisse una continuità negli approvvigionamenti. Se quel prodotto tipico deve essere fatto conoscere al turista che torna alla Cortina e se lo vuole portare a casa o comprare tramite commercio elettronico, ecco, ben venga, ma è una cultura imprenditoriale che deve essere un po' costruita. Insomma, però sono questi modelli di consumo alternativi che possono insinuarsi su quel modello massivo di consumo. E speriamo che non ce la clonino. Ma non so, insomma, territorio e mercato globale non sono scollegati. Perché il know-how, il saper come fare, cosa fare, forse lo sappiamo bene. Senta, Rudy Rofarè, però siamo in chiusura, già mi staranno picchiando. Dice il tasso di disoccupazione in Veneto arriverà ai momenti di pre-crisi nel 2028, in Italia nel 2032. Lei come la vede questa cosa? Ma l'ho detto prima. Cioè, da 10 anni, a babbo morto. No, noi i dati anche della Camera di Commercio e di Veneto Lavoro lo stanno dimostrando. Noi abbiamo recuperato tantissimo e siamo quasi ai livelli di pre-crisi, un po' meno a Belluno, a Treviso abbiamo anzi raggiunto la pre-crisi. La differenza è questa, cioè il lavoro adesso è più precario, ci sono i contratti a termine, i salari sono bassi, quindi anche compito nostro come organizzazioni sindacali su questo discutere brevemente, proprio in battuta finale. Noi in questi giorni stiamo rinnovando i contratti pubblici, milioni di persone che hanno visto il contratto nazionale bloccato, quindi anche da lì si riparte, perché se vogliamo far ripartire i consumi, poi apriamo discussioni su quali devono essere i consumi, su quali devono essere i prodotti, come devono essere distribuiti, però c'è un problema di salario, questo lo sappiamo bene. Se non c'è soldi per pagare le utenze domestiche, figurati se può comprare il famoso zainetto. Quindi noi ci stiamo ragionando, le proposte del sindacato ci sono. Basta ascoltarlo. No, bisogna rimboccarsi le maniche e dare gambe a quello che stiamo facendo. Io devo chiudere perché sennò mi chiudono. Allora io ringrazio davvero molto Giampaolo Bottacin, assessore alla specificità della provincia di Belluno e della regione del Veneto, grazie a Rudy Rofarè, segretario generale aggiunto della CISL di Belluno, grazie a Federico Callegari, direttore dell'ufficio CCA, dell'ufficio studio CCA di Treviso e Belluno. Grazie ai nostri telespettatori e vi saluto. Domani.